Secondo lei anche il teatro è un modo di fare politica? Ma è tutto fare politica, anche il tuo che mi fai l'intervista è fare politica, andare a fare la spesa, comprare una cosa piuttosto che un'altra, un mezzo pubblico piuttosto che un altro. La politica di serie A si fa nelle città, nei quartieri, nei rioni, la politica di serie A. Il resto sono complessità, emozioni che modificano la legge 47 del 58 del comma 26, capisci? Diceva che lei scherzava, non voleva fare il leader, poi si è trovata a fare il leader politico. Ma leader è una parola sbagliata, è leaderless, non c'è un leader. Grillo nei 5 Stelle, Grillo sul palco, il futuro dei 5 Stelle con Grillo? Il futuro dei 5 Stelle è dare gli strumenti, questi strumenti ai cittadini. Una volta che ogni cittadino avrà lo strumento così per fare e decidere della propria vita con un click, il movimento non avrà più ragione di essere. Ma Grillo fino a quando lo accompagnerà il movimento? Io, sai, se Berlusconi ha detto 120 anni, io sono per i 145. Un Beppe Grillo istrionica autobiografico ha portato in scena Giovanni da Udine il suo nuovo spettacolo Fake, un ritorno dopo anni per il comico genovese, nonché leader politico del Movimento 5 Stelle, che non ha voluto telecamere in sala. Un teatro pieno ma pochi giovani under 30, i cosiddetti nativi digitali. Divertimento e politica si mescolavano nelle aspettative dei partecipanti. Qui a teatro per il Grillo comico o il Grillo politico? Sostanzialmente sono venuto per il Grillo comico, anche se apprezzo molto il Grillo politico. Tutti e due i motivi. Per il Grillo comico. Non sono qui per motivi politici perché non mi interessa, ma mi piace moltissimo come comico. Cosa vi aspettate dalla serata? Un po' di divertimento e un po' di verità. Ridere, stare spensierato, una bella serata tra amici. Grillo sul palco ha parlato della rete come mezzo per scardinare i poteri forti, poi un elogio della testardaggine che può portare a fare cose grandi. E la politica? Io non volevo fare il leader, scherzavo, ha ripetuto più volte. Il resto autobiografia, dall'infanzia a Genova ai primi mestieri alle amicizie. Ma in fondo ha convenuto, tutto è politica.